Fabiano Barbisan, presidente di Unicarve, siamo qui in provincia di Padova per la prima uscita dell'Associazione Organizzazioni Produttori Italia Zootecnica e parliamo anche della nuova PAC, Presidente. Sì, abbiamo delle grosse aspettative nel rinnovamento appunto dei contributi per il settore zootecnico. Aspettative che appunto adesso è da capire l'Europa quanti soldi metterà a disposizione. Noi cercheremo di dare, diciamo, come indirizzo, perché non è che decide né Unicarve né il Consorzio Italia Zootecnica, però come interlocuzione daremo una prevalenza a chi ha il bestiame, diciamo, ecco, cioè tutto lo storico che c'è, che hanno chiuso, che hanno cambiato attività. Cercheremo di andare a dare una mano per l'impianto zootecnico a chi fa zootecnia. Chi fa zootecnia dopo sicuramente dentro un collegamento con un consorzio sigillo italiano, quindi una qualità vera, controllo della situazione della stalla, cercheremo anche qua di dare, se possibile, un piccola promozione, un piccolo quid in più. Un'ultima cosa, noi dobbiamo pensare che nel mondo ci sono due marchi famosi, cioè conosciuti Made in Italy e Made in Cina. Ecco, dobbiamo pensare che il Made in Italy è famoso, rimane famoso, e noi, per quanto concerne il nostro prodotto, carne bovina, noi dobbiamo mirare a renderlo ancora più famoso, perché non possiamo estinguerci. Siamo carenti del 50% per l'Italia di autoproduzione nazionale. L'Associazione Organizzazioni Produttori Italia Zootecnica, quali sono le aspettative, quali sono i programmi, Presidente? I programmi, le aspettative sono a partire da qua, dove abbiamo creato oggi un tavolo con importanti relatori, perché Giuseppe Blasi e Andrea Comacchio, cioè riferimenti adesso tecnici del Ministero, dove è venuto il nostro assessore della Regione PAN, che va al tavolo Stato-Regioni, Manzato, il sottosegretario all'Agricoltura, insomma, cioè, siamo contenti che non è facile creare questo tavolo, e diciamo che queste persone con i ruoli che hanno non si muovono se non c'è un qualcosa di propositivo anche per loro. Questo è importante. Le aspettative appunto, il mio obiettivo è di far sì che in Italia ci sia il 100% di produzione nazionale, che venga fatto con vitelli nati in Italia, che venga fatta con vitelli nati in altri paesi ma allevati per un lungo periodo in Italia, cioè quando si raddoppia il peso dell'animale è chiaro che la carne viene fatta qua, con i controlli che ci sono qua da noi. Per il consumatore che cosa significa il marchio che vediamo alle nostre spalle, Consorzio Sigillo Italiano? Per il consumatore significa, in maniera molto breve, di dare la possibilità, quando va nel negozio, nel supermercato, in macelleria, dove vuole, di poter chiedere: avete prodotto sigillo italiano? Punto di domanda. Se ce n'è lo prendo, altrimenti prendo altro. Ci saranno costi diversi, non si sa, perché poi non voglio entrare nelle logiche commerciali del dettaglio, non è giusto, ma noi tenteremo di far sì che ci sia un riconoscimento per chi produce secondo una logica di controllo. Tutto quello che oggi c'è già, l'importante è scriverlo. Salutiamo Franco Manzato e diamo il benvenuto, sottosegretario all'agricoltura del governo. Allora, Franco Manzato, è importante fare squadra anche nell'ambito degli allevatori per questa PAC futura? Sì, io li ho visti molto agguerriti, molto compatti. Questo significa che hanno l'idea chiara di come organizzarsi e poi entrare nei mercati internazionali, anche utilizzando la nuova politica agricola comune, che darà delle risorse ma deve essere ben sfruttate. Non ci sono grandi numeri, ma c'è la qualità. Sì, l'Italia non può permettersi di ovviare alla qualità. La qualità non solamente in questo settore zootecnico, ma in tutto il settore agroalimentare italiano, è l'elemento cardine di competitività nel mondo.
ci viene riconosciuto come Made in Italy. La PAC andrà in questa direzione attraverso la ricerca, ma anche attraverso il lavoro che loro faranno all'interno della propria azienda per ammodernarsi e in qualche modo essere poi competitivi. Grazie a Franco Manzato, sottosegretario all'agricoltura. Ai nostri microfoni ci ha raggiunto il dottor Giuseppe Blasi, capo dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale. Dottor Blasi, il fatto di essere uniti per gli allevatori italiani con questo marchio e questa nuova associazione, che cosa significa? Beh, significa innanzitutto aver aggregato un numero di produttori e una quantità di prodotto molto importante, perché parliamo circa quasi della metà del patrimonio bovino destinato alla produzione di carne, e questo è fondamentale perché nella decisione delle politiche noi abbiamo sempre brillato per, diciamo, la carenza di definizione di una politica chiara e di dispersione delle risorse. Invece mai come in questo caso è necessario definire una politica che metta nelle condizioni di valorizzare il prodotto italiano e di puntare a politiche che effettivamente ci consentono di migliorare la qualità, puntando sul benessere animale, sulla riduzione dell'uso del farmaco, in particolare dell'antibiotico, e poterlo comunicare in maniera chiara al consumatore. Grazie al dottor Giuseppe Blasi.